23 di luglio adesso dovrebbe essere il suo compleanno di fare 30 anni. Infatti io scherzavo con lui e gli dicevo faremo una grande festa visto che cambi il prefisso. E lui mi ha detto non lo so. Sabato sera mi ha chiamato, mi fa Lilia, guarda io domani vorrei trascorrere tutta la giornata con voi perché io non ci sarò più. E mi dispiace che non sono andato ieri in piscina con lui, che magari se andavo in piscina era vivo. Piange Lilia, accorsa con Daniel con la foto di Stefan Cristoiu e un mazzo di fiori nella spiaggetta naturale lungo il Brenta a Campo San Martino. Il corpo del giovane eroe è stato ritrovato nella tarda serata di domenica e recuperato nel cuore della notte dai sommozzatori del Vigili del Fuoco, dopo che intorno alle 17 si era lanciato in acqua nel tentativo di salvare Ramesh, 23 anni, arrivato a Padova solo 2 mesi fa dallo Sri Lanka. Alla ricerca di refrigerio aveva nuotato nel fiume, ma nel punto che i residenti chiamano la morta non ce l'aveva più fatta. Stefan Cristoiu, non ancora 30 anni, lo ha visto e si è lanciato in acqua. Lo ha raggiunto e gli ha addirittura toccato una mano, ma la corrente alla fine ha inghiottito entrambi. Sono le 11:30 quando anche il corpo di Ramesh Ganegedara viene individuato e trascinato a riva da un sommozzatore dei Vigili del Fuoco. La corrente è forte, lo sforzo anche per un vigile del fuoco allenato grande. Abbiamo trovato al centro della morta all'interno di un giro di correnti veramente importanti. Siamo veramente soddisfatti di aver condotto le ricerche in questo modo e con estrema difficoltà abbiamo estratto il corpo del fiume. Abbiamo usato una comunicazione telefonica col sommozzatore e lo abbiamo indirizzato fino a un punto dove ritenevamo ci fosse il target. Che cosa vi ha orientato ad andare a cercare proprio lì? Abbiamo ricevuto le indicazioni dei colleghi sommozzatori che questa notte hanno trovato l'altro corpo. Riteniamo che i 2 corpi fossero vicini e quindi abbiamo continuato le ricerche in quella direzione. 16 gradi la temperatura dell'acqua, una visibilità pari a 0, operazioni rischiose per i soccorritori che con professionalità sono tornati a immergersi nelle acque del Brenta e hanno individuato il corpo di Ramesh nell'area dove ieri sera era stato recuperato Stefan. Ricomposto a riva è il medico del 118 ad accertare la morte di Ramesh Ganegedara. C'è una leggera brezza lungo la riva del grande fiume. Le sue acque, ancora una volta, sono risultate fatali.